ci teniamo a fare presente che in 15 settimane, in 15 occasioni ininterrotte da cui va avanti questo evento, questo appuntamento, non c'è stata una sola persona, dicasi una sola persona che ha avuto Covid, che ha avuto febbre, che ha avuto problemi di qualche genere. Può darsi che sia anche questo uno dei motivi che allarma così tanta gente, ma qual è la risposta da parte delle istituzioni? È quella di additare all'untore, ci additano a noi come dei potenziali untori, ci additano a noi come persone che possiamo creare pericoli, possiamo infettare gli altri. In realtà cosa si fa? Si fa la cosa più vecchia del mondo, si dirotta la rabbia popolare, la rabbia delle persone, l'esasperazione più che legittima, più che comprensibile, perché le persone giustamente sono stanche, sono esasperate, e le si manda su qualcuno. Non è un atteggiamento responsabile, non è un atteggiamento di chi dovrebbe rappresentare l'intera cittadinanza, additare qualcuno che sta facendo un servizio, perché noi stiamo facendo un servizio. Ci hanno additato di chiamare qui dei ciarlatani, poi li vedremo i ciarlatani che sono venuti. C'è una lista di decine di persone, di medici, di sindaci anche, come l'altra settimana il sindaco e dottore Shumsky, che è venuto da Santa Lucia del Piave, il quale ha curato centinaia di persone, che non ha mai avuto un morto tra le sue persone, e invece di riceverlo e stringergli la mano si viene detto che sono degli irresponsabili, delle persone che non sanno cosa fanno. Ma stiamo scherzando? Pensate, noi siamo i più civili del mondo, no? Ci sono 15 paesi, 15 stati degli Stati Uniti che hanno abolito completamente l'utilizzo della mascherina, perché dicono che non solo non serve a nulla, ma fa addirittura male. Ci sono studi dell'Università di Stanford, che è una delle più titolate università al mondo, lo saprete, ebbene, la quale dice che misure come il lockdown, che a noi vengono scontate, vengono date per scontate, vengono imposte, lo vedete con quale dispiegamento, le rubricano come una misura totalmente priva di senso, perché dicono i virus esistono a miliardi, esistono a milioni. Se noi non interagiamo, le persone non interagiscono e quindi creano quella che loro chiamano l'immunità di gregge, queste misure qui dureranno anni. Loro parlano dai 15 ai 20 anni. Possiamo noi accettare 15-20 anni di vivere così? O mettiamo a terra tutto? Forse il ministro della salute è uno scienziato, ci risulta laureato in scienze politiche, non vediamo grandi competenze. Il capo del CTS è un laureato, è un ginecologo, non ci risulta che abbia delle competenze particolari nel campo della virologia. Quindi a chi dovremmo affidarci? A persone che parlano per sentito dire o a persone che conoscono i dossier e non hanno agende politiche da mettere avanti a tutto? Si dovrebbe istruire un grande processo penale per lesa umanità, per il terrorismo mediatico che continuano a bombardarvi. E spero tanto che in Italia si trovi quell'esercito di avvocati pronti a saltare davanti per potervi difendere. Gli organismi internazionali sono coloro a tutelare là dove nelle nostre singole nazioni la giustizia che fa parte del sistema è corrotta, è collusa e non risponde. In Italia sfortunatamente hanno toccato fondo perché gli avete permesso. Si è visto, è della settimana scorsa che sono venuta da Madrid, ho visto delle scene che veramente ti fanno venire i brividi. E giochi nei parchi recintati con il nastro isolante. E l'articolo 9 della legge dei diritti universali dei bambini e dei fanciulli dice chiaro che i bambini devono essere protetti e tutelati in assoluta libertà, si deve garantire il loro sviluppo e crescita.
E allora cosa fanno quei nastri? E quelle mascherine a scuola? Chi risponde per i bambini terrorizzati nelle scuole? Torture! Chi risponde per le vittime che avete avuto con la scusa del virus? Occhio, nessuno sta negando l'esistenza del virus, occhio, occhio. Stiamo soltanto mantenendo la tesi che noi che ce le siamo inventata ieri sera, di che questo virus non è il killer che ci avevano fatto credere fin dall'inizio, e che qua non solo Gata Cicova continua a covare e continua a fare di questa bellissima nazione che un tempo era la quarta potenza mondiale, continuano a distruggerla sotto gli occhi e sotto la complicità e l'obbedienza di quel settore che a voi vi vede come impestati. Io sono in contatto con alcuni ufficiali della Polizia di Stato, carabinieri, e credetemi, quando parlo con loro sono stanchi di camminare per le piazze, per le strade a sopprimervi, perché loro sono padri, sono figli, sono mariti, sono zii. Non ci dobbiamo scagliare contro di loro, perché loro solo stanno aspettando un piccolo movimento in falso di un sistema e loro saranno dalla vostra parte, succeda quel che succeda. Io sono sicura. Questa piccola, anche piccola, come dicono, fetta degli italiani svegli ancora reagisce, ancora è sveglia. Dobbiamo lavorare in fretta perché loro stanno avanzando in fretta. La settimana scorsa, mentre ero a Madrid, ho potuto parlare telefonicamente con un altissimo giudice della Corte Penale Internazionale, colei che prenderà la causa delle gravissime violazioni dei diritti umani dell'Italia per metterla a dibattere e a conoscenza di tutta la giuria all'interno degli altissimi giudici della Corte Penale Internazionale. Non so se voi all'inizio di questa pandemia, di questo circo, avete sentito il presidente della Bielorussia che disse che a lui da parte della FMI, Fondo Monetario Internazionale, le sono stati offerti milioni di dollari, ma lui non ha accettato perché non ha voluto fare la fine dell'Italia. Disse il presidente della Bielorussia che le stavano pagando per impostare il lockdown, per chiudere la Bielorussia, per mandare a tutti a casa, tutti in zona rossa, ma lui non aveva accettato, perché disse non volevo che la Bielorussia finisca come è finita l'Italia. Quella ve la dice lunga. Signori, nell'Italia purtroppo, in quanto si riferisce alla violazione dei diritti umani fondamentali, siete stati all'oscuro di tutto. L'Italia purtroppo è un paese benestante, e la maggior parte benestante, anche se adesso non è più benestante. Avevate di tutto, libertà, avete la cucina più meravigliosa del mondo, una gastronomia che la invidiano tutti. Avete dei posti turistici che la invidia dell'universo. Siete il paese più bello del mondo, non per nulla. Ma i suoi cittadini erano all'oscuro di ciò che stava arrivando, erano all'oscuro dei loro stessi diritti, non sapevano che cosa in un determinato momento li poteva venire violato o privato, e non sapevano e non sanno come difendersi. Esistono i 3 gradi di giudizi nella giustizia italiana, è vero, esistono, ma cosa si otterrà nella giustizia italiana che è compromessa? Nulla. E siccome qua si parla
di una pandemia mondiale e si parla di lesa umanità non corrisponde alla giustizia nazionale, corrispondono agli organi mondiali della tutela dei diritti umani e lì stiamo andando. E il lavoro non si ferma perché non ci dobbiamo permettere di continuare a vedere queste scene dai bambini mascherati dei genitori. Com'è possibile che gli stessi genitori urlino dietro ai figli tirate su la mascherina quando quel bambino corre soffocando nella strada? Poi c'è la classe medica che è meglio non parlare. Ecco, brava. Perché dietro a questo magnifico virus così intelligente che nei ristoranti ci lascia mangiare seduti, dice non ti attacco, quando ti alzi mettete la mascherina perché sto arrivando, ti ammazzo. Signori, ci hanno insegnato a guardarci come nemici uno con l'altro. Centinaia di famiglie si sono divisi, separati sotto lo stesso tetto. Genitori che hanno chiuso fuori dalla porta i figli perché non portavano la mascherina anche per dormire. Si sono rotte e distrutte tantissimi nuclei familiari e matrimoni nell'Italia. Per favore, non permettete che le vostre famiglie si lasciano trascinare di questa paura. Non dovete aver paura. E io mi auguro che un giorno, non molto lontano, anzi vicinissimo, ci possiamo stringere tutti in un grosso abbraccio, quell'abbraccio che adesso ci viene impedito. Nessuno stava preparato per questo cambiamento epocale, come nessuno è pronto per il cambiamento vero che accadrà. Perché questa tortura non sarà eterna e accadrà qualcosa di eclatante. Grazie mille, avanti, continueremo a lottare. Grazie a tutti voi. Abbiamo una roba, si chiama Costituzione, che ormai vabbè, insomma, la citiamo come se fosse un mostro preistorico, perché cioè, è caduto un po' in disuso, però ecco c'è un articolo in cui dice esplicitamente che è diritto di ogni singolo individuo qui esprimere la sua opinione con ogni mezzo. Quindi si fa riferimento per esempio nello specifico, visto che non esistevano gli altri mezzi, c'era la parola, ma il mezzo stampa, specificamente, senza limitazioni, e che è vietato fare qualsiasi tipo di limitazione o censura a questa espressione, perché è un nostro diritto, punto. Cioè, ed è inviolabile. Addirittura l'articolo della Costituzione poi specifica dicendo, perché lo fa sempre, no? Potrebbe esserci un'eccezione a norma di legge che deve essere accompagnata da un atto dell'autorità giudiziaria, si chiama sequestro, ok, di una cosa, motivato, ok. Tutto questo però riguarda la possibilità che quell'espressione di opinione configuri un reato, cioè violi una legge, e si può fare solo con attuazione di un atto dell'autorità giudiziaria. Qui no, qui c'è Zuckerberg che dice c'è le regole della community, quindi tu non puoi parlare di questo e io ti mando un algoritmo, neanche più un essere umano, cioè almeno con un essere umano, anche magari un po' stupido, ma poi potrà parlarci, ma con un algoritmo che cacchio gli dici? No, guarda che non ho mai istigato il suicidio, ho tradotto un articolo che diceva buttarsi dai ponti ci si fa male, istigazione al suicidio, sei stato bannato dalla comunità internazionale, non puoi più parlare per 3 mesi perché... Ma che cacchio succede? Cioè, no? E noi siamo completamente nelle mani di questa roba, completamente, e nessuno fa un cazzo. Cioè noi abbiamo un governo, abbiamo sempre avuto un governo, queste robe stanno succedendo dal 2010, caspiterina, non si sono accorti in 10 anni che stanno cancellando il diritto di opinione individuale? Non è che qualcuno ha pensato, scusate signori, amministratori di social network, dovremmo parlare con voi, c'è un problemino, noi abbiamo la Costituzione, dovreste rispettarla, quindi fateci un favore, prendete le vostre regole della community fuori dalle palle e metteteci gli articoli costituzionali. Qui è modificare dentro il vostro cervello ciò che può essere pensato e ciò che non è più regolare pensare, e di nuovo lo stanno facendo dei privati, fuori dal controllo di chiunque, senza nessuna legittimazione, senza nessun limite.
Questi domani decidono che non si può più dire, non lo so, che vuoi bene alla mamma, finita lì. Tutte le volte che scrivi di tua mamma, boom, vanno giù i feedback e tutte le nuove generazioni imparano, cazzo, non va a parlare della mamma, una roba brutta, antipatica, non si fa. Ed è finita lì, non c'è più l'amore per la mamma. Non sto scherzando, cioè, sono ovviamente estremizzazioni, ma è lì che stiamo puntando. Ci addestrano come cani. Io vedo gente che gira da sola facendo jogging con la mascherina, gente che guida nella macchina da sola con la mascherina. Quindi la mascherina non serve per fermare nessun virus, perché chiaramente se tu sei da solo in campagna non c'è nessuno che ti può infettare e non può infettare nessuno. La mascherina è un totem magico. Da un punto di vista scientifico, la stessa OMS deve ammettere nei suoi documenti che non esiste nessuna prova che non tanto della mascherina, ma che il virus possa sopravvivere nell'aria. Allora c'è tutto un dibattito, anche questo abbastanza ridicolo, dove si dice, beh, quando tu parli sputacchi un pochino e quindi ci sono per i primi 5 centimetri, butti fuori un po' di sputazzo, no? Allora lì il virus dice che potrebbe anche vivere a 5 centimetri, no? Però perché ci fanno loro stare a 1 metro? Basterebbero 10 centimetri, perché ci dicono di stare a 1 metro? Perché c'è l'aerosol. Allora, il problema dell'aerosol, ci sono studi scientifici al riguardo, è che l'aerosol ha delle particelle, delle microparticelle di acqua che sono inferiori come dimensioni al virus, quindi il virus non ci potrebbe stare. Quindi stiamo parlando di una cosa che non ha assolutamente nessun senso da un punto di vista scientifico. Ci sono invece uno studio almeno, anzi ce ne sono pochi studi perché nessuno si era preoccupato delle mascherine prima di quest'anno, ma c'è per esempio uno studio indiano dove i dipendenti di questo ospedale che dovevano tenere le mascherine per 4-5 ore, quelli che le dovevano tenere per 4-5 ore accusavano nausee, mal di testa, cali di energia, giramenti di testa e così via. Recentemente in Germania è uscito un articolo di un'università tedesca che ha fatto la raccolta della casistica dei bambini tedeschi obbligati a mettere la mascherina, e anche lì è venuto fuori che erano tutti fondamentalmente malati di mascherina, con problemi come perdita di concentrazione, nausea, mal di testa e così via. E questo nel breve periodo, perché nel lungo periodo chi lo sa, oltre a tutti i danni psicologici, come in Italia da nessuna parte. Questo ve lo posso garantire perché io tra l'altro risiedo in Inghilterra, ma io in Inghilterra per trovare qualcuno con la mascherina lo devi cercare, nonostante i lockdown. In Inghilterra, dove hanno già vaccinato quasi la metà della popolazione, dall'oggi al domani c'è stato un calo dei contagi dell'80%, perché improvvisamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il massimo organo diciamo scientifico, medico-scientifico mondiale, dopo 8 mesi di ignoranza ha scoperto che se si fanno troppi cicli di PCR si hanno troppi falsi positivi e quindi bisogna farne di meno. E adesso infatti hanno cominciato a farne di meno, e così in Inghilterra, abbassando i cicli di PCR, improvvisamente dall'oggi al domani 80% in meno di contagi. Invece qui in Italia continuano ad andare avanti a 40-45 cicli. Anche recentemente abbiamo visto che proprio qui nella USL locale hanno detto che loro vanno avanti con 40 cicli, fino a 17 cicli di PCR. Tu hai una corrispondenza più o meno del 100%, cioè se è positivo il tampone ottenuto con 17 cicli, nel 100% dei casi è veritiero, cioè diciamo la coltura virale dà esito positivo. Altro concetto, coltura virale, che non significa molto, ma comunque diciamo prendiamola per buona. Ma quando sei già a 25 cicli c'è già al 30% di falsi positivi. Quando sei a 30 cicli sei all'80% di falsi positivi. A 34-35 cicli c'è il 100% di falsi positivi. Quanti cicli si fanno in Italia? Raramente 35, mediamente 40-45, spesso 50. Bisogna anche spiegare però i morti, un po' di aumento dei morti. Prima, quando morivi di Covid, quando morivi e avevi 3 patologie pregresse, no, le patologie pregresse non c'entrano niente. Era malato di tumore terminale, no, è morto di Covid. Ha avuto un incidente stradale, no, è morto di Covid. Ho visto anche questo, no? Invece adesso fai il vaccino, c'hai reazioni negative. Io conosco anche
nella mia città italiana almeno 2 medici che sono bloccati da 1 mese nel letto dopo aver fatto il vaccino, no? Però allora in quel caso dice no, però quelli lì ci sono le patologie pregresse. Sempre in questo articolo, in questo documento dell'Istat, a un certo punto dicono abbiamo fatto anche il calcolo approssimativo dei morti nel gennaio 2021 e dicono nel gennaio 2021 si sono avuti circa 70.000 morti. Questo rappresenta un aumento di 2.000 morti rispetto alla media dei 5 anni precedenti, a cui io aggiungo, però per esempio se lo confronti col gennaio del 2017 sono diminuiti di 5.000 i morti perché erano stati 75.000. Però a questo punto devono spiegare una cosa, dicono ci sono stati 2.000 morti in più della media, ma di questi 70.000 morti 12.500 sono morti di Covid. Allora, come fai a spiegare che c'è un aumento solo di 2.000 morti rispetto alla media o una diminuzione addirittura rispetto al 2017 e però ci sono 12.000 morti, 12.500 morti di Covid? Vuol dire che il Covid ha preso il posto di qualcos'altro. Quello che prima si chiamava polmonite, quello che prima si chiamava influenza, quello che prima si chiamava tumore è diventato Covid. E questo ce lo dice un documento ufficiale dell'Istat. Indiscutibile, innegabile. E poi la perla, l'influenza è scomparsa, lo devono riconoscere perché nessuno più è morto di influenza o si è ammalato di influenza, dice è scomparsa. Questo, dice l'Istat e l'Istituto Superiore di Sanità insieme, perché il documento l'hanno fatto insieme e anche qui siamo al super ridicolo scientifico, dice questo è successo grazie ai distanziamenti e alle mascherine, cioè l'influenza è scomparsa grazie ai distanziamenti e alle mascherine, quindi voglio dire, noi teniamo le mascherine in maniera da non prendere l'influenza ma di morire di Covid. Quindi sono mascherine selettive che bloccano l'influenza ma però promuovono il passaggio del Covid. Questo detto dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi ecco, sappiamo dove sono i ciarlatani scientifici. E vengo alla questione delle varianti, perché questo è veramente il massimo. Già quando è nato era uno e trino, quindi vuol dire che aveva 3 varianti nel momento in cui è nato. Poi hanno depositato al Gisaid o Gisaid, che sarebbe la banca dati dei virus, più di 600.000 variazioni, praticamente 1.500-2.000 al giorno, quindi le varianti ci sono da sempre, dall'inizio. A dicembre, 20 dicembre, c'è la dichiarazione che esiste la variante inglese, 3 settimane dopo in Italia, e come l'avevano vista la variante inglese? Con un sequenziamento genomico che fanno solo 2-3 centri universitari in Inghilterra e che ci vogliono 2-3 settimane per farlo, cioè è un lavoro grosso, è tutto astratto, tutto farlocco, tutto fatto di sequenze computerizzate, però ci vogliono 2-3 settimane e lo fanno solo 2-3 centri. E allora quando dopo 2 settimane mi sono visto che in Italia dicevano ormai circa 12 milioni di persone in Italia sono infettate dalla variante inglese, ho detto scusa, ma come hanno fatto a verificare 12 milioni? Perché 2 settimane per ogni 12 milioni ci vogliono 5 anni per verificare che 12 milioni hanno la variante inglese. Allora sono andato a approfondire la conoscenza e cosa ho scoperto? Questi hanno detto, effettivamente siccome è molto complicato fare la sequenza genomica di questa variante inglese, usiamo un proxy marker, un marker sostitutivo, un indicatore sostitutivo. E sapete qual è l'indicatore sostitutivo? Torniamo un attimo indietro. All'inizio, se vi ricordate, i tamponi cercavano 3 geni, che poi ogni tampone ne cercava di diversi. C'era quello che cercava il gene E, il gene N, il gene S, quello che cercava il gene ORF NS, quello che cercava RDRP e N e così via, perché anche lì non c'è mai stata una standardizzazione, mai una validazione, come abbiamo detto, quindi ognuno faceva quello che gli pare. Però in Inghilterra c'era, quello che è stato più diffuso è stato il metodo della Thermo Fisher, il macchinario PCR della Thermo Fisher, che cercava 3 geni ORF1, N e S. Per il primo mese e mezzo tu eri positivo se testavi positivo a tutti e 3 i geni. Poi improvvisamente a metà marzo e dagli inizi d'aprile poi in Italia arriva una circolare dell'OMS che dice
No, vabbè, ma tanto ne basta uno. Ma scusate, ma se sto virus lo vuoi trovare che sia attivo, cioè che faccia qualcosa, dovrai trovarlo intero. Per trovarlo intero i geni li devi trovare tutti e tre. Se ne trovi uno solo, magari ne è rimasto un pezzo che il tuo sistema immunitario ha già fatto fuori, quindi che non è più né infettivo né patologico, no? Però che gliene frega loro. Vanno con un gene. Quindi da aprile a dicembre, se tu eri positivo al gene N e non al gene S, eri comunque positivo al Covid. Se tu eri positivo al gene S e non al gene N, eri comunque positivo al Covid. Da dicembre il Public Health England, quindi la sanità inglese, dice il marker sostitutivo per trovare se c'è la variante inglese è che se tu sei positivo a uno degli altri due geni ma negativo al gene S, questa è la variante inglese. Però dice anche, bellissimo, dice chiaramente questo parametro però vale da adesso in poi, non vale per il passato, e te credo, perché se andavi a riverificare tutti i tamponi dei 6 mesi precedenti in cui il 30-40% erano positivi, il 60% erano positivi a un altro gene e non al gene S, li dovevi riclassificare tutti come variante inglese quando ancora la variante inglese non c'era. Quindi è una presa per i fondelli totale. E sapete come hanno verificato la presenza della variante brasiliana? Misurano quello che si chiama il TNF, il fattore di necrosi tumorale. Il fattore di necrosi tumorale è una citochina immunitaria che si attiva per qualsiasi cosa, cioè ti incazzi, si attiva il TNF, c'hai un inizio di raffreddore, il TNF, mangi qualcosa di sbagliato, si attiva il TNF, capito? Però no, adesso se c'hai un aumento del TNF è la variante brasiliana. Qua. Perché io ho cominciato fin dall'inizio a vederci poco chiaro, insomma, abbiate pazienza, ognuno di noi ha una percezione della conoscenza della realtà. La percezione è quella prima cosa che ti viene di dentro, noi lo chiamiamo il sesto senso, un istinto naturale, ma ci è dato perché abbiamo una conformazione psicofisica e spirituale particolare. Io non so voi dove abitate, io sono nato e ho abitato sempre in case dove c'era l'ingresso abbastanza lungo, prima di arrivare nelle altre stanze. Allora quando tornavi dal lavoro, io sono diventato prete dopo 12 anni di lavoro e 2 anni di servizio militare, a servire la patria. Allora quando arrivi nell'ingresso a casa da lavorare a mezzogiorno che la mamma ti ha preparato il pranzo, tu senti già, sniffi l'odore, se c'è qualcosa di buono c'è qualcosa di cattivo. Appena è venuta fuori questa storia qua ho detto che puzza di bruciato che c'è. La salute ha un significato molto più ampio, non c'entra solamente il medico oppure il farmacista oppure qualche altra persona legata alla guarigione. La salute come espressione di equilibrio psicofisico, ma è soprattutto uno stile di vita dove rientrano tanti componenti. E poi ditemi se non ho ragione. L'alimentazione, noi siamo anche quello che mangiamo e quello che beviamo. L'attività fisica e sportiva, l'attività culturale, l'ambiente, la natura, il divertimento, il gioco, la spiritualità, tutte queste cose fanno la salute della persona. Il termine nevrosi noogena, dal greco nous, la mente, significa proprio il vuoto esistenziale, l'incapacità nella tua vita di trovare un senso. E ne conteremo di malati che andranno dallo psicanalista, che andranno dallo psicologo, che andranno dallo psichiatra dopo questa stagione infernale. Se c'è qualcuno che la gente la cura e viene qui a dirti che per filo e per segno la cura e scopri che come lui ce ne sono centinaia di medici in Italia che in questo momento fanno quello. Oggi mi arrivano i messaggi, conosci un medico a Roma, conosci un medico a Napoli, conosci... Sì, li metti in contatto, la gente guarisce, ragazzi. Non stiamo parlando della fantasia, stiamo parlando di una malattia che si cura. Allora, i casi sono solo due, o chi viene qua e ti dice che li cura è un ciarlatano, allora lo devi arrestare. Oppure se è vero che li cura, come è vero, e come sta scoprendo anche il TAR,
Ti devi vergognare che ancora c'è delle terapie che sono il modo migliore per ammalare la gente, che si curerebbe tranquillamente a casa quasi gratis, ma stanno spendendo i nostri soldi a 1.000 euro al giorno per tenere la gente in terapia, ma siamo fuori. Poi non ci sono i soldi, l'economia è in crisi, dobbiamo prendere un prestito dall'Europa che ci strozza. Benissimo, e noi glielo lasciamo fare. Sveglia, che è ora!